Vediamo la terra cosa darà, perché la terra dà sempre buoni frutti. esatto. Bella, guarda come si vede. Spazzolatina fugace. 2 ore di scavi. Inquadrami per piacere, socio. No, mamma mia, mai trovato così. Questo mai trovato. Amici follower, Ma soprattutto amici. amici che ci seguite numerosi, grazie per esservi iscritti al canale. Quasi 520 iscritti, Sì. mica bazzecole. Sì, dobbiamo dire che siete molto gentili i nostri amici. Grazie. Sono iscritti in tanti. Una raccomandazione, dobbiamo arrivare tutti insieme a 1000. Lo vedete? Tac, iscrivetevi, non vi costa nulla, invece a noi serve tantissimo. Oggi dove siamo? Siamo nelle terre di Calino, frazione di Chioggia. Vediamo la terra cosa darà, perché la terra Dà sempre buoni frutti. esatto. Bah, strano. Mi dà 27-28, ma strano. Deve essere lì. Ma no, non era quello allora. Siamo vicini. Sì. In diretta, È tutta via. È là. eccola qua, una lattina. Ah, Porcheria, sì. vedi? Una lattina, niente. Sì, niente, però noi mettiamo via perché noi facciamo pulizia. È quella zona lì. Avete visto? Monetina. Spiga? Sì? Sì. Vedi? Sì. 5 centesimi spiga. Ben tenuti anche di Vittorio Emanuele. Tagli una mezza spazzolata. Mezza spazzolata. Chiudiamo qua il pointer. Ben tenuta. È da grattare un attimo, da pulire. Bella. Guarda come si vede. Disposto dalla luce. È venuta molto bene. Per solo una spazzolata. Scatolina magica. No, socio? Sì. E iniziamo a mettere Mettiamo il primo pezzo. il primo pezzettino. Sa che oggi la riempiamo, Speriamo. Forza. E non solo metal. Abbiamo trovato ad essere il chilo di un'anfora. Qualcos'altro. Noi andiamo sempre a caccia e lo facciamo per voi. A vedere un segnalino qua sospetto. Ci sei? Oh. Se non mi ha fatto male gli occhi, socio, monetina. Guarda, forse può essere un coso, sai, lo vedo molto tondoso. un bottone. Un bottone. Cos'è? Monetina. Ah. Monetina. Oh. Attenzione. Ragazzi, vedo un'aquila. Intravedo un'aquila. La vedi? Questa telecamera qua no. Aspetta, allora che pulisco. Cambia telecamera così la mettiamo a posto. Allora, questa, vedi, è una monetina, c'è scritto 1862 ed è frazionata, c'è mi sembra un 5 fratto 10. Dovrebbe essere una moneta austriaca. Questa sembra l'aquila austriaca. Dopo la puliremo un attimino di più e intravedere le ali, vedi, con lo scudo al centro austriaco. Bella. Colpacetto. Colpacetto. Piccola buca. Tra poco troviamo l'acqua. C'è, ma non capiamo cosa. Un po' stanchino? E dopo 2 ore di scavi, inquadrami per piacere, socio. Così, sotto abbiamo trovato qua qualcosa che ha suonato. Poi chiameremo. Ah, la vedo. Sembra una monetina. No? La vedete? Eccola qua. Adesso mi vorrà un'impresa edile per venire a chiudere la buca. Adesso gli diamo una pulitina. Questo è come quello di prima, vedete? Si vede bene? Sì. Sempre una moneta austriaca. Questa si vede benissimo il numero e la data 1860. Girata. Sembra, si vede un po' meglio l'aquila. Sbaglio o ne è valsa la pena? Dai. Un bel mi piace. Sì, un 1860, ragazzi, 1860. Aspetta che suona. Niente. Non si sarà anche Questo suono. Vai, quel qua. Eccolo. Moneta? Speriamo. No. Cos'è? No, un bottone. Bello.
Bottone. Un bottone della seconda guerra mondiale, normale, semplice. Austriaco, perché da quello che ho letto un attimino, quando i bottoni erano lisci erano Sì. austriaci, sì. Ah, beh, io non avevo visto sta cosa qua. Comunque dai, senza nessuna scritta, un bottone. E anche con la sua ausoletta. Esatto. Bello è Beh, questo. sì, sì, sì. Mettiamolo in una scatolina, socio. Sì. Oggi è mucho calor. Vedete che me cade le gocioline di sudor perché c'è mucho calor. Ragazzi, troviamo anche molta spazzatura, che per il video non lo facciamo vedere, ma alla fine troviamo molta spazzatura. Vedete un tappo di una bottiglia di acqua naturale, minerale, gazzata, vino. Mettiamo via e buttiamo via. C'è. Mi raccomando, cosa devono fare? Iscrivetevi per piacere, come arrivare a 1000. Cosa abbiamo trovato? Guardate cosa abbiamo trovato per voi. Guardate che roba, ragazzi. Solo da ripulire. Bella, molto vecchia, una furculizia, no? Sì, sì. Una forchetta. Peccato che non manca il pezzo. Manca il pezzo del manico, però molto bella, ragazzi. È tenuta anche, vedi? Sì. Che bella, non si è neanche piegate le punte. No, possiamo ancora, diciamo, usarla, no? Sì, vedi. Per la frutta. Bella. Questo è un bel ritrovamento, ragazzi. Un bel ritrovamento, veramente. Amici follower, Ma soprattutto, amiche, esatto, anche oggi siamo giunti alla fine di questa nostra scavata, di questa nostra... abbiamo trovato un sacco di cose. E vi salutiamo tutti e ci vediamo sempre, ricordatevi, domenica Alle 13:30 su YouTube. ciao. Ciao.